Buonasera a tutti ragazzi, quindi sempre più brutte notizie, mi dispiace ma purtroppo c'è un'allerta rossa in Brasile ragazzi, in soli 3 mesi, anzi negli ultimi 3 mesi 500 milioni di api sono morte, quindi interessare la maggior parte degli esseri umani. Inoltre pensate che il 75% delle colture mondiali dipende dall'impollinazione delle api, quindi diciamo che è un fatto estremamente negativo per l'umanità. In effetti 200 milioni di api sono tantissime, quindi una colonia di ape a San Roque vicino San Paolo in 3 mesi ha perso 500 milioni di api. Quindi non si sanno i motivi, ma sicuramente l'inquinamento. Poi in Brasile, come sapete, c'è stato un po' di casino a livello di pesticidi e tutte queste cose qua, e c'è stata questa grande moria di api davvero esagerata. Quindi, come ben sappiamo ragazzi, la riproduzione di tutte le piante dipende dalle api. In effetti tutte le culture mondiali dipendono per il 75% dalle api ragazzi, quindi secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che sarebbe la FAO, questo è un allarme davvero esagerato. Questo significa che il futuro del cibo è a rischio, quindi che cosa succederà nei prossimi anni, nei prossimi decenni? Quindi diciamo che pesticidi e tutte queste inquinamenti e tutto ciò sta portando a questa moria di api, quindi in effetti veleni, inquinamento stanno contribuendo a questa moria di api, che la FAO dice che il 75% dipende dall'impollinazione delle api. Quindi qualcuno qualche volta ha detto no, ma quello anche senza api, no, senza api, ciao vivera velenosa, senza api non si va da nessuna parte, quindi si va in estinzione, poco ma sicuro. Le api sono quelle che danno il 75% di quello che noi mettiamo a tavola a livello di verdura, mais, il mais quindi automaticamente pane, pasta, quindi ragazzi è un problema veramente serio. Noi diciamo le api pensiamo che sia una cosa banale, ma non lo è, perché pensate che il grano, tutto questo qua, fa il pane, la pasta, quindi deriva tutto dalle api ragazzi. Voi forse non sapete, forse non conoscete come funzionano. Quando si devono impollinare dei campi dove ci stanno le serre e cose, si vanno a portare le api dentro lì. Poi si prendono le api e si va via. In effetti fanno fare l'impollinazione in diciamo, quella determinata zona, poi l'apicoltore le prende di nuovo tutte e va via. Questo è quello che fanno nelle serre di tutto il mondo, quindi le api servono. Quindi l'apicoltore non fa altro che portare nelle serre di tutto il mondo le api affinché facciano il loro dovere, poi le riprende e se ne va via. È un mestiere come un altro, ragazzi. Questo alleva api per fare l'impollinazione, poi le va a ritirare tutte e se le porta di nuovo a casa. E questo è quello che fanno in tutto il mondo. Quindi se non ci saranno più queste, chi le impollinerà i fiori? Noi a uno ci mettiamo. Quindi è un problema che sembra banale, ma è serio in realtà. Quindi diciamo che non è come uno sente le api, invece in botta, non è così ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e come sempre ci sentiamo al prossimo video, che sicuramente prima di stasera qualche altra notizia metterò sicuramente. Ciao a tutti e buona serata.